È morto il turista tedesco in vacanza a Grado, disperso da ieri mattina dopo essersi allontanato dalla riva per fare una nuotata. A trovare il corpo questa mattina, verso le 9.35, è stato un battello veloce del comando della Guardia Costiera. Lo ha reso noto la Capitaneria di Porto. Le ricerche erano cominciate ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Trieste, impiegando un consistente numero di unità navali della Guardia Costiera di Grado, Monfalcone e Trieste, una unità dei carabinieri, una dei vigili del fuoco e della protezione civile, con il supporto aereo dell'elicottero dei vigili del fuoco di Venezia. Inizialmente condotte lungo il litorale di Grado, in mare e in spiaggia, si erano successivamente allargate anche al mare aperto, senza trascurare le acque interne e il canale di accesso al porto, pattugliate più volte. È proprio nel canale di accesso in porto che nel corso di un nuovo controllo da parte dei mezzi della Guardia Costiera è stato trovato e recuperato il corpo del turista. In corso le indagini per far luce sulle cause della tragedia.